pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura un incidente mortale ieri sera a Carlentini nel Siracusano, dove un commerciante di 42 anni, Dario Greco, è morto in via Morelli mentre era in sella a una moto e si è scontrato con un'auto. La vittima gestiva insieme al fratello una rivendita di panini, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini e poi trasferito al San Marco di Catania, è morto dopo un intervento chirurgico. E ancora un sinistro mortale, ci spostiamo però nel Ragusano. Ieri sera lungo la strada provinciale 25 Ragusa Mare un uomo di 47 anni di origine tunisina è stato travolto da un'auto in transito in direzione Marina di Ragusa mentre stava attraversando la carreggiata all'altezza del chilometro 12 vicino al Poggio del Sole Resort. Sembrerebbe che la vittima sia scesa dalla sua auto e stesse parlando al cellulare nel momento in cui è stata investita dal veicolo che sopraggiungeva. L'impatto è stato immediatamente letale e nonostante i soccorsi non c'è stato nulla da fare. Il Codacons ha presentato un esposto alle procure della Repubblica dei Tribunali di Palermo, Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta a seguito delle dichiarazioni del Presidente della Regione siciliana Renato Schifani riguardo alla mancata pulizia dei corsi d'acqua in Sicilia. Secondo il Codacons questa sarebbe una delle ragioni degli allagamenti recenti che hanno colpito la zona sud-est dell'isola, causando danni alle persone e alle produzioni locali. L'associazione sostiene che dati i cambiamenti climatici in corso, la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, la pulizia dei canali e la ricostruzione degli argini diventano ancora più importanti per prevenire futuri disastri. Infine il Codacons chiede informazioni sulle somme stanziate dal precedente governo per il dissesto idrogeologico in Sicilia. E in chiusura la situazione Covid nella nostra regione. Secondo il rapporto della Fondazione Gimbe, nella settimana compresa tra il 17 e il 23 febbraio scorsi si è verificato un miglioramento dell'incidenza dei contagi con una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. L'incidenza dei casi per 100.000 abitanti è stata del 28,8%, la percentuale di posti letto in area medica in terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Sicilia è superiore alla media nazionale. La percentuale di popolazione non vaccinata è del 16,9%, mentre quella over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è del 22,3%. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle 18. A più tardi.